marito, mi è venuto lo sconforto. Ma che ci da fare? Io saccio tutte cose. Capita a sapere. Uscire mi ha castigato con un marito che non ha saputo fare mai niente. In 25 anni di matrimonio mi ha consumato. E sapete quante volte se non era per me, sta casa fosse da finire sotto in coppa? Utile va a nascere poca sola. Muoio dite una cosa santa. Io sempre che strica con mia moglie. La signora in coppa ne va a nascere poca sola. Guardate là, guardate. Non ma che l'età che fa ancora un presente. Aggiunto per le dice, non è Lucarì, ma come fai a fare? Voi capite, Raffaele, creature non lo teniamo, ma pare una spesa inutile. Sapete che mi ha risposto? Lo faccio per me, ci voglio scherzare io. Che non volete sperare? Ma è sceso, è andato a comprare dei pastori che si sono rotti. Voi potessimo stare in da pace l'angela. Povere, La figlia vostra si è sistemata bene. avuto che è la sorte. Solo un vasino vi danno pochi fastidi. Fosse tutto per chi lo voglio. Ma il giovinotto si sa, fa qualche pazzaria, sì signor, ma è l'età, tutto è perdonabile. Oh Raffaele mi bene, che ho guai più grossi in questa casa è uno solo, è mio marito. Ci vuole pazienza. Assai. E la figlia vostra fa Natale con voi. E si capisce. Più tardi la verità rimazziamo con marito. E per 100 anni. E per 100 anni. Ma cosa c'è? Siete rimasta contenta dei capitoni? Sì, io Raffaele, la verità è bella assai. A me mi fanno schifo. Ma a Lucarello le piace tanto, dice la carta che ha già fatto. Ora fermiamo una vita io perché ha già finito di cucinare. Tante belle cose, buona serata. Di nuovo tanti auguri e buon Natale, non c'è. E basta no! Basta per Tortoria da Fornino! Per Tortoria da Fornino, mamma sono scucciato! Che è stata, Pascali, che è stata? E che a destra non concede? È sparito un'altra 5 lire a coppa cornetta! Ma che va a rubare? Ma busca 5 lire, già c'è una settimana, rindo banconotte, e ma mo trovo, Marione, stavolta lo trovo. A ieri sera ci ho fatto un segno in coppa a tutte e sotto. Si trova a 5 lire, che a croce a coppa, ma faccio attaccare a pazzo! Ma chi volete che si è pigliato, questi 5 lire vostro? Anna concè, queste sono servizielle che fanno il nil. Non accominciamo. Non nille renare rinda a casa non ne tocca. Ma io non capisco, voi lo difendete pure, quello è un birbante da una concetta. Un birbando! Perché a ieri non mi ha confessato che si era venuto cappotto e scarpe mie? E che è stata una combinazione. E voi mi ha chiamato combinazione. E come volete voi, a Pascali? Signore, come volete voi, donna Concetta. Grafa, Vitto, grafa! Oh là, questo bello mobile, oi. Vieni. Hai assaggiato poco per me e poi te ne vai. Buonasera. Mamma, questa Vittorio, amico mio. Mi fa tanto piacere. Zio Pasquali, buonasera. Buonasera, Tommasino. Auguri e buon Natale. Grazie, pure a voi. Grazie. E di che cosa? Voi siete il mio nipote prediletto, per questo vi auguro ogni bene. Tu devi da 5 lire a coppa a cornetto, non negare. Io quando mai? Scusa, 5 lire o se no ti indosso con la... Io non faccio piada niente, non faccio piada. Ma sono cose pazze. Sono cose pazze che io devo essere davanti agli amici. Mamma, guarda, scende che io faccio piada a 5 lire, faccio piada, mamma. Oh, guarda là, quello frugge nelle tasche della madre. Tu è inutile che ne vai a qua, gli sa? Sputa, 5 lire. Oh Pasca, mi pare che potessimo fornire. Voi state facendo chiacchiere per lacrime, sta creatura, scioscia, mamma scioscia. E solo tua madre si può commuovere davanti al pianto di uno sciacallo. Sì, chissà, notte ti sta in da camera tu. E sta bene. Quello mi minaccia pure. Io sono il fratello di tuo padre, sa? E mo che viene, le dico tutto cose. Sputa, 5 lire. Ma che c'è scudato? Non la tendo! Iata guarda buoni da camera vostra sotto lietta. Voletta! Anna Concè, io ci fatto la camera spingola, eppure vi voglio far contento. Mo vado di là e sposto i mobili a vicino mio. Cioè, però ci andiamo insieme. Perché? Pensi che sia trovo, dico che non l'ho trovato. Non lo sai, però ci devo stare anch'io. Senti, se si trova la 5 lire, ti giuro sull'anima santa di mia madre. Quello dice l'anima santa, quella è viva. Ma perché sulle morte tenne l'anima? E allora, ti giuro sull'anima viva, santa di mia madre,
Ma metta mano alla bocca! E io ti faccio un giuramento sacro, un giuramento che non ho mai fatto in vita mia. Io ti giuro sul direttore del Bangolotto di Napoli che se non si trova 5 lire ti faccia passare un malo Natale. E moverin. Permetti, mamma. Mamma, permetti. Donna Conce, ho fatto proprio male a salire. Qui per una vita io. Più tardi viene mia fia col marito e non ci vogliamo in questo caso dato. Ma perché? Perché? E non facci tu scemo. È stato accorto che il marito sa tutto. Ma come sa tutto? A causa di una lettera che senza volere Lucariello ha consegnato nelle sue mani. Ho staccio su lì che c'è voluto. Volevo fare pace a tutti e due. Solo le mie lacrime. Le lacrime mie. Donna Conce, ma io figlia vostra voglio bene veramente. E mo decide faccio come se mia figlia fosse zitello. Quello è maritato, lo volete capire sì o no? Ma a chi volete inguagliare? A chi? E vabbè, non vi amareggiate. Dimmi una. E ringraziate a Dio che sto solo. Perché mia figlia chi le guagliò non capisce niente. Lucariello è come se non lo tenesse. Che si teneva la tomba vicina. Questa storia sarebbe finita da un pezzo. Ma voi non sapete quello che stiamo soffrendo io e vostra figlia. Iatemi. Non nuovo bene, marito. Non va bene. Donna Conce, non nuovo bene, marito. Non va bene, non va bene. E ti prego di lasciare immediatamente questa casa. Oh, per cattivo. Non ce l'avete a mettere più. Iatemi. Mamma mia, che fredda! Non c'è, devi scendere. Io, Lucariello? No. Perché hai aperto la porta? Ma pensavo che avevi tuzzuliato. No, io non ho tuzzoliato, perché hai aperto la porta? E tu sto dicendo? Ma pensavo che stiva arrivando e ci aperta la porta. Oh, tu pensavo che io stavo arrivando e hai aperto la porta. E io sono arrivato veramente. Già. Telepatia. Sai che vuol dire telepatia? No. E a me mi hanno spiegato. Parola. Quando io non busso e tu apri la porta. Ehi. Un'amica tu Masino, ma se ne stava andando, tanti auguri a te famiglia. Adesso sono arrivato io. Siete amico di mio figlio. Lo vedo spesso. Luca Cupiello, il padre. Vittorio Elia. Elia. Mi fa piacere che mio figlio tiene amici signorili, che siete vestiti bene. E glielo dico sempre a Tommasina di scegliersi le amicizie, perché alle volte un'amica cattiva può guastare la pianta giovane. E avete ragione. Arrivederci, buona fine, buon capodanno. Che buona! Il se ne da io. Ma hai offerto qualcosa? Un rosolio, un caffè? No, non ha voluto niente. Mangiate un dolce, una zeppola, una pasta di ala. No, è meglio di no, grazie. Come volete? Avete visto il presepe? No, veramente no. Non ce l'hai fatto vedere? Lucari! Uguali! Voglio vedere come c'è fatto sto presepe. Accomodatevi. No, un momento, fermatevi. Venite indietro. È meglio da lontano, così avete il colpo d'occhio. Un momento che vado ad accendere le lucette. Ecco. Oh, che? Bello, molto bello. Visitate. C'è l'osteria da dietro, e la cascata, il laghetto che è il paperello, i pescatori, la pecorella, il pecoraio, il cacciatore, e poi c'è la capanna dove nasce il bambino Gesù, naturalmente a mezzanotte. Bravo.
questo io che ho fatto tutto io, sano sano. E senza l'aiuto di nessuno. Oh, anzi contrastato in famiglia. Dovete sapere che io ho una passione per il presepe. E quando viene Natale, se non faccio il presepe è come se fosse malaugurio. Ecco, abituato che mio padre lo faceva per me e mio fratello, io lo faccio per i miei figli. Bravo, bravo. Grazie. E quest'erba? Che? L'erba. Ah, levera! Tutta quest'erba pure l'avete messa voi. Sì. Bravo, bravo. Oggi, chi si pare che fu? Si capisce. Oh, mi capisci, non lo piatto. Ma non vi piace? No, perché mica vi deve piacere per forza. E poi il presepe non è che si fa solo a casa mia. Quando viene Natale, in tutte le case di Napoli si fa il presepe. Il presepe è bello. Bello. È bello il Molto presepe. bello. Che bel presepe. Adesso sono andata a comprare il rimmaggio. Ah. Sì, perché quando è aperta la scatola dove tengo tutti i pastori allineati, incartati uno sull'altro, tutta la roba per fare il presepe, se no a Natale fosse troppa spesa. Ho trovato un maggio con la testolina rotta, mi è dispiaciuto assai perché era antica. Che peccato. Che peccato. Però li ho comprate tutte e tre nuove, sì, perché pareva brutto, due vecchie e una nuova. Sono stata a San Biagio dei Librai, l'ho scelta in mezzo a centinaia di pastori, faceva un freddo. Gaspare, Melchiorre, lo schiavo nero e Baldassarre che portano i doni al bambino Gesù. Ora incenso e mirra. Bellissimi. E questi pure li avete scelti voi? Sì. Bravo, bravo. Voi siete amica di mio figlio. Ho capito, mamma mia. Dove va? Il fazzoletto dietro. Senta la croce non c'è porta ma la coppola perché fa frischetto. E Ninuccio con il marito è arrivata. Non ancora. L'altra figlia mia, quella maritata, viene a fare Natale con noi. Deve Pasqua, Natale, queste feste ricordevoli, Capodanno, noi ci ricordiamo. Ci ricordiamo. Permettete. Don Vittorio, insomma mia figlia non abita con noi. No, è che ha sposato Nicola per cuoca, ha avuto quella short. Sanno molto bene, fabbricante di bottone, ecco, i bottoni, ecco qua, c'è la P di per cuoco, fa tutta roba di osso, maniche scopette, maniche brelle, bastone, calze scarpe, forse avete leggiuto la licrama in mezzo alla strada, detto per cuoco, ditta antica, canesciute. Il suo marito l'ha mise l'appartamento, è vero che c'è? Bella assai. Si vede il mare, quadre, tappete buttate per terra, argenteria, porcellane, salone. C'è anche il pianoforte. Non lo sanno suonare, ma c'è. Il pianoforte è un mobile che in casa ci vuole. E così, Don Vittorio, per mesi e mesi non ci vediamo, perché pure io lavoro. Che le sono questi giorni in festa, se no Concetta alle 7:30 precise porta il caffè.
alle volte riesce, alle volte no, ma io massima lotta e quarto sono in tipografia. Ah, tipografo. No, uomo di fiducia. Quando morì la buonanima di mio padre ebbe una soddisfazione perché il principale era la tipografia, riunì tutte le maestranze, dicendo questo è il figlio di quell'uomo di fiducia. Mi ricetta con cieco, come ricetta queste sono razze di fiducia, ma consegna la chiave a decreto è una responsabilità. Cuccia, piglia la chiave, ce la facciamo per il Don Vittore. Ce la faccia per a fare, con quelle chiavi grosse, quelle da tipografia. La sera chiude, la mattina apre e se ne come entra. E così per mesi e mesi non ci vediamo, quando viene Pasqua, Natale, queste feste ricordevoli, Capodanno, ci arriva ci Don Vitto, venga e mangiamo insieme. Ci assettiamo e mangiamo in tanta pace. Tommasino è venuto. Sì, è stato là con tuo fratello. O qua l'ha perduto 5 lire e dice che sta pigliato nel nostro. Come si fosse la prima volta, quello veramente sparisce il denaro in casa. Don Vittorio, uscite in cielo voi, e Tommasino è capace che la voce di un amico, quello la sa sentire, quello dei familiari no. Ecco, ma io mi sono stancato, ho fatto un marchincegna, una piccola trappolina, ecco, se un goccia a Tommasino o faccio famarella, perché l'altro no. Io sono innocente, hai capito? Non si è La salina, no, tu la volevi, Come capito? vedi non si è trovato. Sono innocente, no? Scusate, abbiate pazienza. Lucarie, tuo figlio si è pigliato da 5 lire a coppa con lei. Non mi ha piato niente, non mi ha piato. Te pigliate, sputa 5 lire. A Pasqua tu hai torto. Io ho tolto. Sì, signore, hai torto, ma perché tu non puoi accusare senza avere la prova irrefrenabile. Ecco, tu vieni da me, io indago, se è stato lui, ti do soddisfazione. Don Vittorio, state presente, lo devo mortificare davanti agli amici. Vieni qua, delinquente, fammi vedere in sacca, va. Avanti, vieni. Ma è cosa che io devo essere trattato come un latto. Ad volta poi un galandopo, io sono tuo padre e posso vedere. Avanti, fammi vedere in sacca. Ma lei, la cravatta, si struppenda. Ma andiamo, che salsiccia! Mannaggia la patuglia, ma che tieni in casa? Oh, strummala! Mi hai fatta pognere! Adesso... Ma insomma è possibile che devo fare questa figura davanti agli amici, la figura del ladro? Ma sì, capiace, capiace. No! Ecco le 5 lire! Ecco, e chi vi diceva? Lo sapevo! Vergogna, sei un ladro! Ma non mi piace! Mi hai perso 5 lire! Prossimo, chi le ci ha fatto segno, adesso non puoi negare! Non puoi negare! Ma passa pure la stella che c'è già fatto! Ma tu che stai dicendo, Lucarie? Siccome mi mancavano i soldi, pure io ci ho già fatto! No, sarà stata che... Pasqua! Allora tu roba a me e issa roba a te! Un momento, no! Pasqua, lascia stare il mio denaro, e Dio sa! Sarà stata una combinazione, ecco. Tu ci hai fatta a stella e io ci ho fatto. A posto, una volta da noi che sparuta la scintilla, Pasqua! Adesso non posso dire neanche vicino al ragazzo, niente! Il mi dice, in casa ruba anche lo zio! E vabbè! È Natale, non ne parliamo più. E non lo fare più. Oh, non lo facciamo più. Io devo andare, tolgo il disturbo. Ma ciò te ne va. Sì, Tommasino, devo andare perché ho un fumo. Don Vittorio, ma dove passate il Natale? Il Natale è sacro.
Io sono solo a Napoli, la mia famiglia è su a Milano, ma adesso me ne vado in una trattoria e poi dopo mi ritiro. Ma rimanete a mangiare con noi. Non c'è, ma tu questo pazzo, tu da sta qui. Io sono malato di rego. Tiene la faccia la miseria. Il pranzo è pronto, la roba ci sta. Quando può mangiare? Don Vittorio, quello è il signore, mangia poco. Don Vittorio! Don Vittorio, rimanete a mangiare con noi. Solo al pensiero che per andate in una trattoria in questo giorno mi facete scendere la malinconia. E non fate cerimonie, quello è mio fratello, ve lo sta dicendo con tutto il cuore. Ma lo so, Se ringrazio. non andate mi facete via collera. Io non posso permettere che un amico di mio figlio fa Natale da solo. A volta! Ecco, questa è Ninuccio con il marito, l'altra figlia mia. Adesso ve la faccio conoscere. Donna Concetta, io non mi potevo rifiutare. Siete un mascalzone. Mamma, auguri! Ninu, il pastorello, il pastorello. Grazie. Buonasera papà, buonasera, auguri a tutti quanti. Andiamo a posto. Faceva freddo? Assai papà, assai. Buonasera e benedetti tutti, Buonasera, zio Pasqualino. Come andiamo al bancolotto? Ah, bene. In questi giorni di festa la povera gente gioca. Pasca, portali in due cappottini con lui, metti in due salottini un coppo di panetta. Che raccomando, questa è roba buona, Pasca, ma dove siamo arrivati? Alla tua casa! Stavo mettendo i guanti in tasca. E guarda. Quello che vi state Concetta Zerra. Dunque papà, ci siamo tutti? Sì, ci siamo tutti, anzi pure c'è un amico di mio figlio che tiene la famiglia a Milano, l'ho invitato a mangiare con noi, ti dispiace? Oh, e niente affatto, anzi, fatelo accomodare. Siamo più allegri, ecco. Adesso te lo presento. Don Vittorio, vi volevo rappresentare mio genero. Ecco. Nicolì, Vittorio Elia fa Natale con noi. Nicola Percuoco, fabbricante di bottone, tiene centinaia di operai, te ne pensieri, Nicolì. Ma adesso Tu non ne sapevi niente, Ma che fai? Mettiamoci a tavola che è tutta pronta. non c'è, ma che è stata? Niente, Luca, niente. Ma come niente? E ti sto dicendo niente. Non c'è, ma che è stata? Non è stata niente. Ma insomma io non ne già sapevo mai niente. Ninu, vieni a dare una mano nella cucina. Mamma, ma che sta? Niente, Nani, niente a mamma. Ma che sta? Mannaggia, ma dove ci stai? Non facciassa in capa, non facciassa. Ma che sta? Chiamala via, Ma che sta? chiamala via. Ma che sta? Chiamala via poi. mi darete una spiegazione. E di che cosa? Voi lo sapete meglio di me. Mi attribuite un potere divinatorio che non posseggo. Ad ogni modo ci spiegheremo dopo. Sono a vostra disposizione. Ecco i tre re magi. Don Vittorio, voi li avete già visti, permettete. Nicolì, questi sono i tre re magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Mangiano con noi? Mangiano con noi! Ma tu ti sei studiato veramente? Don Vittorio, facetemi la risata. Ho detto questi sono i tre re magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Ha risposto Nicolino, mangiano con noi!
Ma tu sei distratta assai e sicuramente hai fatto di nuovo questione con Nenuccia. E io so perché. Nicolì, tu mangi assai. Hai capito? Don Vitto, quello la moglie non vuole che mangia molto, ma lo fa per bene, per salute. Chi ne si è ingrassato che alla maniera? La sera la moglie lo fa trovare la verdura, Nicolino appena vede la verdura va su tutta la furia perché vuole mangiare pesante, un poverone, perché lavora, e se ne va a mangiare nelle trattorie con gli amici, la pure la moglie perché ci vanno a dire, e fa questione, questo è, e o bene, ti mangiate il maccarone? No, vi ingannate. Mai come in questo momento vedo che c'è un accordo completo. Ma questo ci fa piacere, se c'è l'accordo vuol dire che andate d'accordo. Pure io faccio sempre questione con mia moglie, alle volte le grida arrivano fino a bascio guardaporta, ma poi ci vogliamo bene, parlate male di me a concetto, e ma la fate nemica, perché c'è l'amore, l'attaccamento alla famiglia e così abbiamo cresciuto anche il nostro figlio Tommasino. Ma che stai facendo? Ti mandasse all'ospedale, ti mandasse? Ma che mi sono di rassegna? Anche Stefano Mosca non va a San Giuseppe. Ah, Mosca, padrone, la Mosca, mese di dicembre. Ma io dico una cosa, il presepe non ti piace, perché sei sempre vicino al presepe. Ora, capito, vai di spettucci, vuole fare il giovane moderno che non le piace il presepe. Ma poi pure lui è buono, ha i sentimenti nobili, ecco, è attaccato alla famiglia. E dico lì, quello non è più un bambino. È un giovanotto, ma tutti gli anni a Natale deve scrivere la lettera alla mamma. E lo voglio io, perché i figli devono avere per le mamme sempre lo stesso rispetto. Dico lì, ma te la faccio sentire, che devi spaventare? Ma volevo dire, te la faccio sentire, ecco, la lettera. Don Vittorio, e che è stata la lettera? Aspettate per Capotavola, Tommasino, facci sentire la lettera che hai scritto a mamma. No, Come no? Ma perché? quella è una specie come l'anno scorso. Ma no, c'è stata una cosa diversa alla fine. Poi Nicolina la può sentire avanti, che la mamma è giuta a friggere i capitoni rinda la cucina. Non senta. Mo chiudimmo pure la porta. Allora, siamo pronti? Pasca, aspetta, perché Tommasino ci fa sentire la lettera che ha scritto per la mamma. Sentite i sentimenti di questo giovane. Ecco qua, ogni anno ci assorbia la solita litania. Pasca, se non devo assorbire la solita litania, te ne puoi andare anche in camera tua. Ma la soddisfazione di leggere la lettera la devo avere. Forza, Tommasino, avanti. Cara madre, Cara madre. tanti auguri per il Santo Natale. Cara madre, Nada volta, questo l'hai detto già. Pasca, l'ha detto una volta, 2 volte, 100 volte, ti sta zitta. Il ragazzo ha avuto la malattia nervosa e io non posso garantire. Se chi le piglia un piatto e te lo sono in capo, dove andiamo a finire? Il ragazzo è nervoso, guarda la gamba. La vedo, la vedo. Avanti Tommasino, vai avanti. cara madre, da oggi in poi voglio diventare un bravo giovane. Ho deciso, mi voglio cambiare, preparami. Ah, ma la camicia e cassettino. Lucari, tu hai visto? Che non mi ha buttato il piatto. Io ha fatto bene. Come ha fatto bene? Chi non mi poteva mandare all'ospedale ha fatto bene. Signore, tu non gliene lasci passare una e fallo continuare.
io ti avevo avvertito, Pasquale, il ragazzo è nervoso. Guardala là, guardala là. Pasquale, ti sta zitto. Dobbiamo mangiare, i piatti sono pochi. Ma sto zitto, legge, non mi passa manca pa capa, ma mi mette in spalla. Vai avanti, Tommasino, vai avanti. Cara madre, preparami un bel regalo. Questo te lo dicetti l'anno passato e questo te lo dico anche adesso. Questo recimi tutti gli anni. Cara madre, che il Signore ti deve fare campare 100 anni assieme a papà, a mamma, a Ninuccia, a Nicolino e a me. Cara madre, Un momento, cara madre, un momento. Vai avanti, vai avanti. cara madre. Non signore, dobbiamo prima chiarire una cosa. Pasca, io ho capito quello che tu vuoi chiarire, ma è meglio che andiamo avanti. Non signore, è meglio prima che chiariamo questa cosa. Perché non mi miseri in danno della salute a me, eh? Io per te non esisto. Pasca, buono, Mi ha già bozzato, io sono così e mi ha da mettere pure a me. Ah, si Pascalino pozzo. E perché sentiamo? Oh, mamma mia, non pozzo, non c'è spazio. Ma come non c'è spazio? Tu mi tieni un foglio di carta che mi pare un asilo che non c'è spazio. Mi ha mettere pure a me in danno della salute, voglio. Mettimi pure a me, o se no c'è un tussicammo Natale. Tu che capamino non sai sangra marina. Mettimi pure a me, o se no t'appizza la forchetta ancora. Pasca, ma tu fai ove? Ehi, faccio vedere. Ma allora sei scemo. E sono scemo. Siamo a tavolo di Dio, minaccio guaglione, minaccio. Piglia la forchetta a pizza, ma che pizza? Aveva ragione la buonanima di nostro padre, che ti chiamavo fiammifera. E mi finestra fiammifera. Ma Pasca, parliamo chiaro, ma se chi le mettere in la lista della salute, tu veramente cambi 100 anni? No. Ah, e allora? È per principio. È per principio. E per principio, la suercaria. Oggi capito. Mette 100 anni pure io. No. Tommasino, mette nella lista della salute pure zio Pasqualino, se no ci vuoi stare Natale. Non pozzo. Ma mette 100 anni anche a zio Pasqualino. Che poi il Padre Eterno è grande e sa quello che deve fare. Farisei, siete dei farisei. Miette 6 anni, miette 6 mesi. Non metterò niente, non mi passa manca la cappa. Lieva a me e metta Oh io. signora, lieva a me e miette a A me parte. mette 3 mesi di vita, 3 mesi. Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni assieme a papà, a mamma, a Ninuccia, a Nicolino, a me e 100 anni pure a zio Pasqualino. Beh, Però con qualche malattia. carogna sei una carogna, ecco. Questa è la proposta. A proposta. La proposta. Oh, perché il Pasquale sa la piglia veramente. Vedete, noi facciamo ma le nostre discussioni sono senza cattiveria. Figuratevi che io ogni Natale, a costo di sacrificio, devo fare il regalo a mia moglie. Tutti i Natali, vero Pasquale? Questo è vero. Tutti i Natali il regalo a Concetta. 2 anni fa gli comprai la stoppa per il cappotto nuovo. Bella assai, L'anno scorso gli spignolai un'orecchina, glieli fece trovare tutti e 2 a tavola, Concetti e piedi in mano, si basava. Finalmente vi ho visto un'altra volta. Fui commovente. Quest'anno gli ho pignolato l'orecchina e gli ho comprato un'altra cosa. Adesso ve la faccio vedere. E pure io vi voglio far vedere il regalo che ho comprato. Non a Luca, quello ti sente, fai brutta figura. Adesso me lo vado a prendere. E pure io, adesso lo vado a prendere e vi faccio vedere il regalo che ho comprato. Shh. Ecco qua. Concetta aveva perso l'ombrello
e io gliene ho comprata una più bella. L'ho presa da un negoziante amico mio che mi ha fatto pure risparmiare. Il fusto è fortissimo e la stoffa di copertura è speciale, va bene per l'acqua, il vento, il sole. Nicolì, poi il manico è materia tua, tu te ne intendi, è roba e corna. Ecco qua. Ecco il mio regalo. Vi piace? Bello. Io ho pensato pure come ce lo dobbiamo regalare. Permettete il tempo che ci mettiamo d'accordo per fare una sorpresa a Concetta. Nicolì, vieni si vede mia moglie. Tommasino, Pasquale, vieni anche che ci mettiamo d'accordo. Nicolì, vede che in Renzo ci sta un mazzo di carta napoletana. Pigliala, ti fai una parte della tu e Don Vittorio. Tu stai senza fanere. Quando ci mettiamo a tavola, l'idea mi è venuta quando sono andato a comprare i re Macci. Quando Concetta si siede, noi ci presentiamo come i re Macci che portano i doni al bambino Gesù. Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Io ho pensato pure come devo dire. Io dico, tu scendi dalle stelle, Concetta bella, e io ti ci portato questa ombrella. Sì, e io. Tu scendi dalle stelle, oh mia Concetta. Adesso di chi? E io ti ci portato sta burzetta. Sì, Concetta bella. Vai. Ma che dice? Tu dici niente. Oh, non dico niente. Oh, tu, la madre sa che tu non hai soldi. Ecco, tu fai una cosa, vieni a rete e fai tarà. No, non mi piace. Oh signore, è bello, tarà. No, io voglio la buccettesima scavina. La burzetta. Ma lascia sta burzetta, che c'entra tu con la burzetta e pasci? Oh, mamma mia, tu fai una cosa. Prende un piatto, ci mette dentro la lettera, 3 noci e 3 fighe secche. Ecco. Questa. Papà, se ne è scappato un capotone mentre stiamo tagliando. E ma crede perché eri successo? Ma quella mamma va a fare un capotone, sbattuto per la capa vicino focolare. Tu certe cose non le puoi fare più in cucina, ci vuole l'aiuto. Tiene una certa età di quella sera alla tempia te ne rientrate già l'altro mondo. Venite qua, mamma, mettete di questo. In casa si ne esce un bombalone. Ecco qua. Dell'altro mondo. Io capitano la rosa la più. Mi integra uno sotto focolare. E la sente è morta, ma mo la va che fa per me, satta per mamma, ma va che presi io pozzo e che fa, Pasquali. È caduta la scanzia! A credenza! Questo sei un cavallo! Ma la truccavici dentro che mi ha fatto vedere la stella! Un cavallo sei! Il nuovo capitano si è fiutato, la finestra gli dà prendere la ciabatta! Ma dite a tavola, andiamo da cucina. Dimmi c'è tavola! Io avrei bisogno di lavarmi le mani, zio Pasqualino. Vieni in camera mia, tengo una bella pretesa sapone. Andiamoci a lavare pure le mani, va? No, tengo pure. Prima di mangiare bisogna lavarsi le mani. Ma pure io. Avanti, vieni a te lavare in mano. Don Vittorio, ci vediamo fra poco.
Nino, fa compagnia a Don Vittorio, il tempo che mi vado a lavare mano. Vittorio, ma vengo io. Io non volevo restare. È stato tuo padre che ha insistito, ma me ne posso pure io. Nino, io me ne posso pure andare. Non fosse peggio. Ma io ho capito perché tu agisci così. Vuoi far succedere quello che non deve succedere. E hai ragione. Hai ragione. La vedi questa lettera? L'ha scritta mia madre. Vuole sapere perché non vado a passare il Natale con lei. E beh, perché non si è partuto? E beh, senti, Nino, quando parla così, ma facesse fare cose pazze. Ma insomma, io per te non so più niente. Vitto, non facci stesso che le caggiariscero. Scusi, non venire, devo Carogna! Sì, non bascio, Quando? Quando? No, Vitto, no! Non ti va bene così. Mugliere, tu non ti va bene. Ammattavoli, grazie di Dio! Io ci attavo, grazie di Dio. E se la figlia vostra, vedete? A difendere un innamorato suo. E voi sapete tutte cose. Ruffiano! A me! Poteva ci preguntare, se no! Yamma! Vitto, no! Yamma! Oh no, mamma! Che le s'aggirano! Figlia mia! Mamma! Mamma che le s'aggirano! Mamma! Mamma!